Auto fuori strada si capotta nel fossato, muoiono 4 ragazzi, 3 avevano 18 anni, uno 19. La strage a Godega di Sant'Urbano, i ragazzi morti nella notte in via Cordignano, indagini sulle cause della tragedia. Abbiamo sentito un forte boato, il clacson e poi il silenzio, il racconto della strage nelle parole dei residenti, pellegrinaggio di amici e parenti sul luogo della strage. Daniele De Re, Giuliano Chellici di Cordignano, Daniele Ortolandi Orsago e Marco Darè di Caneva, le vittime della strage, lo strazio dei familiari, il cordoglio dei sindaci. E a Godega di Sant'Urbano esplode la rabbia, in quello stesso tratto nel 2019 erano morti altri 2 ragazzi, bisogna intervenire subito, è la strada della morte. Controlli straordinari dei carabinieri per tutto il ponte di Ferragosto sulle strade della Marca, sorvegliata speciale la Treviso Mare, principale direttrice verso le spiagge, le immagini dall'elicottero. 3 persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio, intossicate dal fumo sprigionato dall'incendio di un negozio di ortofrutta accaduto a Castelfranco in via Pio X, le fiamme domate dai vigili del fuoco. Vacanze d'agosto nella Marca, il soggiorno trevigiano piace agli stranieri, buone le presenze negli alberghi, dalle colline UNESCO all'area sud per il capoluogo e la vicinanza con Venezia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Apriamo con la cronaca e la notizia della strage di Godega di Sant'Urbano. 4 ragazzi morti nella notte nel terribile schianto in via Cordignano. Sotto sequestro l'auto, tutti avevano allacciato la cintura di sicurezza. Abbiamo sentito un forte boato, raccontano sotto shock i residenti. Non si esclude un colpo di sonno, forse un eccesso di velocità. Abbiamo sentito questo colpo enorme e dopo io ho preso subito, visto quello che è successo 2 anni fa, ho preso subito il telefono, ho chiamato il 118 e nel frattempo mi sono vestito e sono venuti giù anche i miei figli, ma ormai non c'era. Dopo sono fermate anche altre macchine, ma secondo me non c'era più niente da fare. È stato l'inferno nel cuore della notte qui in via Cordignano a Godega di Sant'Urbano, dove poco dopo le 2 una Volkswagen Polo con 4 ragazzi poco più che maggiorenni a bordo è uscita di strada ribaltandosi e finendo nel fossato. Uno schianto micidiale che non ha lasciato scampo a Daniele Ortolana di Orsago, Daniele De Re, ex Giuliano Chellici, residenti a Cordignano, Marco Darè di Caneva, tutti di un'età compresa tra i 18 e i 19 anni. L'auto, da una prima ricostruzione, stava procedendo verso Godega. Dopo una serata al bar in centro a Cordignano, i ragazzi erano diretti a Conegliano per mangiare un hamburger. Tutti e 4, è una delle certezze, avevano allacciata la cintura di sicurezza. Alla guida dell'utilitaria di proprietà della madre di Chellici c'era Ortolan, Xuliano era seduto a fianco, Daniele e Marco sui sedili posteriori. La traiettoria è come impazzita all'altezza del Civico 10. I residenti parlano di un grosso boato. Qui è seguito il suono prolungato del clacson, oltre 10 interminabili secondi. Io ho sentito il colpo, mi sono alzato, però infatti sono le piante, non si vede niente, no? Però non c'era tanto movimento. Ho detto, boh, sarà una macchina che è uscita, non è la prima, ne ho sentite tante. Adesso mi dicono che è stata una strage. Sul posto arrivano i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco, gli agenti del distaccamento della Polstrada di Vittorio Veneto, poi raggiunti dai colleghi di Treviso, coordinati dal comandante Simone Morello per tutti i rilievi del caso. L'area viene transennata, l'auto posta sotto sequestro, le salme portate all'obitorio di Conegliano. Sul conducente sono stati effettuati i test alcolemici e tossicologici di rito, i cui esiti arriveranno nella prima parte della settimana. In procura è stato aperto un fascicolo, omicidio stradale l'ipotesi, ma è solo una formalità utile per le indagini. In buono stato gli pneumatici, si valuteranno i freni e gli impianti interni per non lasciare nulla di intentato. Scontata una perizia cinematica. Con ogni probabilità a tradire i giovani è stata la velocità in un tratto che è al limite di 50 km/h. Una strada maledetta, dicono tutti. Nel marzo del 2019 nello stesso tratto sono morti 2 giovanissimi, un copione del tutto simile. È un pensiero grande, se poi è possibile far qualcosa, sarebbe ora di far qualcosa, perché non conta l'inesperienza, forse c'è qualcosa che non va su questa strada, ma un pensiero grande lo rivolgo alle famiglie, magari una preghiera, sicuramente un pensiero
può solo lenire il loro dolore. Non voglio neanche immaginare cosa stanno provando. Per tutto il giorno questo tratto di via Cordignano è stato meta di un pellegrinaggio incessante, parenti, amici, residenti, nelle facce solo incredulità per una tragedia enorme, l'ennesima, una ferita che ha spezzato intere famiglie e comunità. Lo strazio dei familiari e degli amici era unico, dice la nonna di Daniele De Re. Spero solo non abbiano sofferto troppo, afferma l'amico Lorenzo. Sentiamo le loro voci. Era un ragazzo che era amato da tutti, gli volevano tutti bene, era buono, aveva una grande passione sia per i genitori che per i nonni. Non saprei neanche io come descriverglielo, era unico e basta. Non si dà pace la signora Francesca, nonna di Daniele De Re, e lei tra le lacrime a ricordare il ragazzo, il suo entusiasmo e l'amore per la mamma, il papà e il fratello più piccolo. Tutti vivevano a Cordignano, a poche centinaia di metri dall'altra famiglia distrutta, quella di Xuliano Chellici, di origini kosovare, diversi parenti arrivati in giornata anche dalla Lombardia per sostenere il papà Blevar che non se la sente di parlare, una cappa di dolore che accomuna anche la vicina comunità di Caneva dove viveva Marco De Re, giovane operaio con la passione dell'orto. A Orsago lo strazio della famiglia di Daniele Ortolan. Sono le 13 circa quando arriva anche un'ambulanza. La mamma Tiziana non sta bene e a parlare sono gli zii. Amava i bambini, allenava anche i bambini, mi diceva mia cognata della Nottoli. Niente, era una persona splendida. Scusi. Era un ragazzo di 19 anni e quell'età là pieno di vita. Come tutti, siamo passati tutti noi. Il liceo a Vittorio Veneto e la passione per il nuoto. Andavo a nuoto con mia nipote e la portavo a casa, non dico ogni giorno, ma un giorno sì, un giorno no, è un bravissimo ragazzo. È una cosa pazzesca, nel senso che incredibile. Mi dispiace, non so quanto e come e cosa. Penso ai genitori, per lui, per tutto quanto. C'è poi lo strazio degli amici. Lorenzo conosceva bene tutti e quattro. Conoscevo tutti e quattro, sì, erano degli amici stupendi, però cerco di ricordarli per quello che erano. Mi ritengo fortunato di averli conosciuti, di aver passato del tempo assieme nonostante quello sia successo, quindi invece di ripiangere il futuro che ci poteva essere, apprezzo quello che c'è stato in passato. Abbiamo avuto tanti bei ricordi assieme. Cosa facevate? Ci trovavamo tutti i giorni, avevamo la passione per la musica, ci divertivamo, andavamo a feste così. Però vabbè. Che musica ascoltavate? Ognuno aveva un genere musicale diverso. L'amore per la techno era comune in tutti quanti. Quello sì. Spero almeno non abbiano sofferto più di tanto, almeno quello. Grazie. E sul luogo della tragedia esplode la rabbia dei residenti. Ai nostri microfoni l'accorato appello della signora Licia che stanotte alle 2 ha sentito il boato dello schianto. La strada è pericolosa, vi prego fate qualcosa, dice. Sentiamo. Li abbiamo visti lì per terra, 4 teli verdi stesi, così, lì. Io non ho più coraggio di guardare da quella parte lì. Mi hanno preso le braccia e le ha messe su. Vi prego, date voce, anche Zaia, qualcuno, tagliate, fate quello che volete, ma devono sistemare le strade. Adesso vanno con le Ferrari, vanno con le BMW, macchine che costano. Abbiamo le strade del 1940. Dalle 2 che non dormo, sono qua che tremo come una foglia, non mi toglierò più dagli occhi quello che ho visto. E vi prego, solo fatelo per i giovani e per tutte le persone che sono sulla strada, chi lavora, chi deve portare a casa il pane, per i figli, deve andare in sicurezza.
È ancora sotto shock la signora Licia. Troppo sangue su questo tratto maledetto, troppi incidenti. L'ultimo mortale nel marzo 2019 costò la vita a Tommy Saccon e Michele Zanette. In 27 anni ho visto almeno 30 incidenti, racconta la donna. Adesso basta. Sorretta dal marito Danilo, accorso sul luogo dell'incidente dopo lo schianto, il suo appello è un pugno allo stomaco. Devono sistemare le strade quando vedono che c'è un incidente o due, questo è il secondo mortale. Devono sistemare le strade, i sindaci o chi per loro devono uscire e vedere il motivo perché questi qua sono morti, perché questi qua sono usciti di strada, e devono sistemare il problema, perché questo qua non finirà mai, sarà una morte continua. Ma questo vale per questa via, ma anche per tutte le altre strade. È impossibile, io quando vedo anche Antenna 3 e sento persone che dicono sono anni che escono di strada, ma è impossibile che il sindaco, qualcuno non riesca a mettere un dissuasore, allargare la strada, mettere in sicurezza una strada. Hanno i soldi per fare le passerelle in mezzo ai boschi e la gente che muore, i ragazzi, sono ragazzi, 4 vite che avevano diritto di farsi una famiglia e di vivere, e non saranno gli ultimi. Vi prego, sistemate le strade, aiutate i nostri figli a vivere, ve lo chiedo per piacere. Tutti parlano dunque di una strada poco sicura, interverremo, assicurano dal comune di Godega. Intanto è stato fissato per il 16 di agosto un comitato in prefettura. Purtroppo questa strada la conosco benissimo, da una vita, sicuramente posso immaginare la dinamica, l'alta velocità, non conoscono la curva e la curva non ti lascia scampo, se non la conosci non ti lascia scampo. Poi l'inesperienza magari dei ragazzi, però come sempre l'alta velocità, non ci sono altre cose. 4 in un colpo solo, io che ho vissuto qui da 55 anni, non ho mai visti. La curva è molto pericolosa. E così è successo. Dispiace. Una strada pericolosa, maledetta, il giudizio di chi la conosce è unanime. La strada è pericolosa, ma se l'amministrazione non si decide a fare qualcosa, invece di mettere i dossi nella via Molinara, che è una strada dritta, che ne mettano uno là, dove c'è il secondo palo, un dosso in quelli in asfalto, basta. Dal canto suo l'amministrazione comunale, anche per bocca del sindaco Paolo Aguzzo, esprime vicinanza alle famiglie e si dice pronta a intervenire. Questa è l'analisi dell'assessore alla viabilità del comune. Quando li mettiamo sono troppo alti, troppo bassi, danno fastidio perché c'è rumore quando passano le macchine. Noi ne abbiamo vari sul territorio nostro e cerchiamo come amministrazione di tenere duro perché anche su tratti di rettilineo dove sono stati messi in corrispondenza delle case i dissuasori c'è sempre qualcuno che si lamenta, però ritengo che è meglio che qualcuno si lamenti e vada piano in ogni caso piuttosto che trovarci di fronte a queste realtà. Metterete dei dissuasori qua in zona? Non lo so, questo ne parleremo in giunta, senza dubbio faremo un'analisi della situazione e questo è quello che posso prendermi come impegno come amministrazione, senza dubbio d'accordo anche con gli uffici preposti cercheremo di fare una valutazione di cosa fare. Sulla sicurezza stradale siamo tornati indietro, afferma da Cordignano il primo cittadino Roberto Campagna, che ammette: non riesco a metterne a fuoco i motivi, ma qualcosa bisogna fare. Lo stesso sindaco si stringe alle famiglie, così come i colleghi di Orsago e Caneva. In settimana dovrebbe anche tenersi un comitato ad hoc in prefettura. Scosso pure il presidente Luca Zaia. Ci troviamo di fronte ad una tragedia immane. La notizia ci lascia tutti sgomenti e ci colpisce al cuore come comunità. Le parole di Zaia. Una tragedia, quella di Godega, che ha scosso profondamente la Marca e arriva a 2 settimane esatte dalla firma del protocollo sulla sicurezza stradale, che ha visto in prima linea conferenza dei sindaci, regione, provincia, scuole e ULS. E proprio dal direttore generale dell'azienda sanitaria arriva la proposta di inserire nelle scuole guida personale dell'ULS per delle lezioni di guida coscienziosa prima di prendere la patente. Mi permette intanto di porgere
a nome mio e anche di tutta l'azienda il cordoglio alle famiglie di questi ragazzi, perché perdere un figlio credo che sia la cosa più non è inimmaginabile, cioè il dolore che una famiglia può provare. Anche dall'ULSS 2 della Marca, con i sanitari del 118 intervenuti ieri sera, subito in via Cordignano, arriva la vicinanza alle famiglie dei 4 giovani morti nel terribile incidente di Godega. È giusto di 2 settimane fa all'ospedale Cafoncello la firma del protocollo per la sicurezza stradale. Abbiamo firmato quel protocollo con i comuni, con la provincia, con la scuola, in particolare con la scuola, perché è importante ricreare una cultura. Io mi ricordo il presidente Zaia tanti anni fa affrontò questo tema delle morti sulla strada con immagini shock, con le macchine distrutte poste fuori dalle discoteche, nei luoghi dove c'era l'aggregazione di giovani. Credo, ed è stato importante perché sicuramente è riuscito a ridurre notevolmente gli infortuni e ovviamente le morti sulla strada. Nell'ultimo periodo purtroppo il trend si è invertito e sono in notevole aumento gli incidenti mortali. Nel 2021 nella Marca hanno perso la vita 58 persone, nel 2022 ad oggi sono già 43 le vittime, alle quali corrispondono altrettante famiglie distrutte dal dolore. L'ULSS, assieme a Provincia, Conferenza dei Sindaci e scuole, partiranno con una nuova campagna di sensibilizzazione ed educazione dei giovani. Questo è un impegno che noi mettiamo da settembre di tornare nelle scuole con l'aiuto appunto dei direttori didattici per fare educazione stradale, ma soprattutto, ecco, io l'ho posto e poi lo proporremo chiaramente alle scuole guida quando si fanno i test per appunto passare l'esame delle patenti, un paio di lezioni, chiamiamole così, da parte dei nostri specialisti dell'igiene pubblica, dove si va a educare anche sulla guida coscienziosa, sul fatto di non usare l'alcol, di aspettare, di non bere, di far guidare chi non bere, di non utilizzare sostanze, di allacciare la cintura, tutte cose importantissime che devono essere ovviamente applicate. Promulgare la cultura della sicurezza stradale è fondamentale per interrompere questa strage. Purtroppo di auto si può morire e lo dico sempre, l'auto è un'arma mortale che se non si utilizza bene poi abbiamo purtroppo spesso e volentieri questi incidenti. E nel lungo ponte di Ferragosto sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine sulle strade della Marca. I carabinieri in particolare si sono concentrati sulla Treviso Mare, la principale arteria verso le spiagge del litorale, particolarmente affollate in questi giorni anche da agitanti che trascorrono la giornata di festa al mare o la serata nei locali della costa. E la Treviso Mare è stata controllata anche dal cielo, come si vede nelle immagini realizzate dagli elicotteri dell'Arma impegnati nella giornata di oggi come pure in quella di domani Ferragosto nel sorvegliare dall'alto la situazione. Oggi pomeriggio comunque il traffico è stato regolare, controllate una decina di vetture, nessuna infrazione rilevata. E continuiamo a parlare di sicurezza stradale di pedoni e ciclisti, perché è stato pubblicato proprio in questi giorni dall'ULSS 2 della Marca Trevigiana il primo di 4 video nella lingua dei segni nell'ambito di un progetto di inclusione per le persone sorde. La sicurezza stradale per pedoni e ciclisti, tutte le regole spiegate nella lingua dei segni. È il primo di 4 video realizzati dall'ULSS 2 della Marca e rientra nel progetto E-Inclusion, Vedo, Sento, Ascolto, Capisco della Regione Veneto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A questo primo video ne seguiranno altri dedicati all'alimentazione, all'attività motoria, alle dipendenze, il tutto nell'ambito di questo progetto che mira all'inclusione sociale attraverso strumenti in grado di ridurre le difficoltà comunicative che possono incontrare le persone con disabilità. Nello specifico, il progetto è rivolto alle persone che presentano limitazioni nell'udito, nella competenza verbale e nella piena capacità di comprensione della comunicazione interpersonale e istituzionale tradizionale. Ecco quindi tutte le principali norme del codice della strada rivolte a pedoni e ciclisti spiegate in LIS. Nello stesso progetto è stato anche attivato un servizio di mediazione linguistica, sempre in LIS, per le persone sorde che necessitano di contattare l'ULSS 2 per
prenotare prestazioni e chiedere informazioni oppure effettuano una visita in ospedale o in ambulatorio. La procedura può essere attivata tramite app da PC, tablet o telefono in modalità immediata grazie ad un interprete disponibile entro 30 secondi dalla chiamata. Ed ancora cronaca, 3 persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio intossicate dal fumo sprigionato dall'incendio di un negozio di ortofrutta. È accaduto a Castelfranco in via Pio X. Le fiamme che in breve tempo sono divampate nel negozio di ortofrutta, il fuoco ed il fumo che hanno invaso gli appartamenti sovrastanti. Attimi di paura oggi pomeriggio a Castelfranco in un condominio in via Pio X, dove poco dopo le 14:30 un incendio ha devastato un locale del negozio di ortofrutta. 3 persone residenti al primo piano della palazzina sono rimaste ferite e trasportate all'ospedale per intossicazione da fumo. Uno ha riportato anche dei tagli causati dai vetri di una finestra che è esplosa per il calore. Il negozio di alimentari adiacente all'ortofrutta fortunatamente non è stato toccato dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco con un'autopompa e un'autobotte ed hanno lavorato per tutto il pomeriggio per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile. Caro prezzi, gli agenti del nucleo di polizia commerciale di Treviso monitoreranno una dozzina di prodotti alimentari di largo consumo per segnalare eventuali aumenti ingiustificati. Pane, uova, olio, pasta, latte, pomodoro, frutta e poi tonno e carne è il paniere di riferimento sul quale partiranno subito dopo Ferragosto i controlli della Polizia Locale di Treviso per verificare l'andamento dei prezzi nella grande distribuzione e nei negozi e segnalare eventuali aumenti ingiustificati. Un tempo si chiamava Polizia Annonaria, ora è il nucleo di polizia commerciale a tutela del consumatore ad effettuare i controlli, nucleo che già nei mesi scorsi, specie nella fase più difficile della pandemia, ha accresciuto la sua esperienza passando al setaccio molte attività a caccia di eventuali speculazioni. A darne annuncio su Facebook il sindaco di Treviso Mario Conte. Riteniamo sia importante, scrive il Primo Cittadino, in un momento come quello che stiamo vivendo, prestare attenzione ai prezzi dei prodotti di maggior consumo per evitare aumenti ingiustificati. Verrà così monitorato l'andamento dell'inflazione nel capoluogo della Marca. I controlli dureranno almeno un mese in tutte le zone della città, dal centro ai quartieri, per avere un numero rilevante e significativo di campioni. Un test che pone la Polizia Locale di Treviso tra le prime in Italia a portare avanti un'attività di questo tipo, con l'obiettivo di tutelare i cittadini già messi a dura prova dall'aumento dell'inflazione che pone la nostra regione tra quelle che hanno subito su base annua i maggiori rincari. Ferragosto nella Marca, anche se non ai livelli di mare e lago, anche nella provincia di Treviso gli albergatori sono soddisfatti di come sta andando la stagione turistica, buoni tassi di occupazione sia su tutta l'area della provincia, l'area sud della provincia trainata da Venezia, sia nell'area delle colline del Prosecco. Dopo 2 mesi, giugno e luglio, ottimi dal punto di vista delle presenze, anche agosto, seppur storicamente non sia il mese più gettonato dai turisti per visitare la Marca, sta dando risultati molto buoni in tema di presenze, sia italiane che soprattutto straniere. Grande soddisfazione da parte degli albergatori. Questo agosto, soprattutto a causa del dollaro forte, abbiamo avuto un grande ingresso di americani che si sono riversati sul nostro territorio alla ricerca soprattutto delle città d'arte. Nella nostra provincia sta andando molto bene anche tutta la zona del Prosecco, le colline, la zona UNESCO, eccetera, stanno veramente avendo degli ottimi risultati. Comunque non è tutto oro quel che luccica, secondo le associazioni degli albergatori è prematuro un eccessivo ottimismo, i conti si faranno alla fine dell'anno, difficile un totale recupero dei livelli di occupazione pre-pandemia con le strutture alle prese con l'aumento dei costi dell'energia. Il caro bollette sta veramente mettendo in crisi molte delle nostre strutture e veramente non sappiamo, se non avremo o non ci sarà pronto un intervento da parte del governo, non sapremo come fare
appena la temperatura calerà. Si parla di aumenti che vanno dell'ordine anche del 500-600% e le nostre sono aziende energivore, quindi purtroppo con tutti gli spazi comuni comunque con un sacco di energia elettrica e di gas. Altro problema che affligge tutto il settore turistico ricettivo come quello dei pubblici esercizi è la carenza di personale. Personale si è allontanato durante il periodo della pandemia e fa fatica a ritornare perché trova il nostro settore poco incentivato, quindi anche qua speriamo che col nuovo governo venga mantenuto il Ministero del Turismo e il Ministero del Turismo prosegua quello che aveva promesso, cioè ridurre il cuneo fiscale soprattutto per i lavoratori nel mondo del turismo. Quindi queste due cose, questi due fattori saranno veramente l'ago della bilancia per il prossimo futuro. La politica ora con il lungo cammino in vista delle prossime elezioni politiche. Il 25 settembre si è conclusa oggi la presentazione dei simboli dei partiti. Sono 101 quelli depositati al Viminale da 98 soggetti. Ora inizia la settimana decisiva per il deposito delle candidature. Grande fermento nel centrodestra anche nella Marca. La strategia di Forza Italia, che in provincia di Treviso punta sui giovani per avere un rappresentante del territorio nel futuro Parlamento. Come Forza Italia Treviso abbiamo messo in campo tutti i rappresentanti giovani istituzionali che hanno i ruoli più importanti in provincia, per cui sindaci, assessori, consiglieri comunali, persone di riferimento del territorio. Noi abbiamo sempre puntato su questo, su giovani, ne abbiamo tanti, bravi, con esperienza e che hanno anche le competenze necessarie per andare a Roma a dire la nostra, a portare le istanze del territorio. Se nei collegi uninominali la partita si gioca tutta a Roma, per quanto riguarda il proporzionale Forza Italia punta ad avere un rappresentante del territorio nel futuro Parlamento. Il collegio è grande perché Veneto 1 comprende Belluno, Treviso e Venezia e sono sicuro che un posto qui ce lo giochiamo. La settimana è quella cruciale per le candidature e gli azzurri trevigiani schierano un parterre di giovani. Da Crosato a Maso a Giovine a Pillon, De Zan, mi viene in mente anche Davide Acampora piuttosto che Francesco, che Loddo, insomma ce ne sono tantissimi. È la dimostrazione di quanto abbiamo lavorato in questi anni e di quanto Forza Italia si sia radicata dentro le amministrazioni grazie ai voti che si sono presi da soli questi ragazzi, per cui non è che gli abbiamo regalato nulla, si sono andati a prendere i voti, si sono fatti rispettare sul territorio e diciamo che oggi è giusto che abbiano anche questa opportunità. Nella competizione anche interna allo stesso centrodestra, Forza Italia, ribadisce il coordinatore degli azzurri trevigiani, punta all'elettorato moderato di centro. In questo possibile slittamento a destra Forza Italia ha ancora più forza, cioè il centro moderato è un centro importante. Penso che l'elettorato, sapendo che il centrodestra in questo momento è un centrodestra vincente, avrà tutto l'interesse a votare al centro, perché più è forte il centro più saremo in grado di limitare anche le spinte verso gli estremi. È morto nella notte all'età di 104 anni il giornalista ed editore Italo Tassinari, fondatore della testata Mondo Libero di Padova, dove risiedeva. Da giorni era ricoverato all'ospedale Negrar nel Veronese. Giornalista ed opinionista, aveva partecipato come ospite di molte trasmissioni in diretta anche sulle nostre emittenti. I funerali verranno celebrati con ogni probabilità mercoledì a Bellaria, dove il giornalista aveva abitato per tanti anni. Andiamo a Silea ora, tagliati 4 pini marittimi, cittadini arrabbiati, ma il vice sindaco risponde motivando la scelta fatta dal comune. Tagliavano 4 bellissimi pini che erano già stati sfoltiti perché ce n'erano molti di più e davano un tono di verde, di qualcosa di bello presso le scuole medie di Silea. Via 4 pini marittimi da via Tezze a Silea all'altezza della scuola media Parco Polo, ma non tutti i cittadini sembrano contenti della scelta fatta dall'amministrazione comunale. Parlando con i cittadini di Silea, molti sono imbufaliti, perché erano l'emblema di Silea quei 4 pini. Una scelta che secondo alcuni cittadini non doveva essere fatta perché a Silea manca il verde urbano, in quanto sta diventando sempre più vittima di un'eccessiva cementificazione.
Una cosa che proprio balza agli occhi, tornando da Treviso verso Silea, sulla nuova pista ciclopedonabile c'è l'erba che supera gli alberi e gli alberi sono stati fatti tutti morire senza portare un goccio d'acqua. La risposta del comune in merito ai pini tagliati non è mancata ad arrivare, ribadendo che lo scorso sabato sono iniziati i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale appunto in via Tezze. Le radici di questi pini marittimi infatti avevano creato delle cavillature, in alcuni punti sollevato l'asfalto anche del manto stradale, generando delle difficoltà nella fruizione dei marciapiedi. L'intervento ha avuto anche il parere favorevole della Sovrintendenza dei Beni Ambientali, tenuto conto che prevede la sostituzione delle 4 piante con 6 piante, quindi con un numero maggiore di piante, puntando su una specie arborea autoctona. Infatti i pini marittimi verranno sostituiti con 6 esemplari di acero campestre. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi. In chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani, Ferragosto. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al meteo. Una perturbazione proveniente dalla Francia riporterà nubi e un tempo instabile nella festività di Ferragosto. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto giornata probabilmente divisa in 2. Nella prima parte ampie schiarite, specie sui settori pianeggianti e costieri. Da metà pomeriggio in poi aumenterà la nuvolosità e la probabilità di precipitazioni sparse un po' ovunque. Migliora nella notte. Temperature stazionarie minime tra 12 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui poche novità, anche in questo caso andrà meglio in mattinata con più sole, a seguire rovesci via via più frequenti. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime sui 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, tempo variabile, più asciutto inizialmente, con il passare delle ore temporali un po' dappertutto. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.